così chiù. Ma fa pensare che stamattina tengo proprio tutto punto. Cazzo, ma scende pure, c'è il mio, no? E capi che sto facendo a 40 fotogine e tu palazzo. Io sono un'ora e mezza che sto aspettando. Tieni presente che non posso prendere gira, hai avuto cagna pure sto, hai fatto pit stop, hai fatto. E no, dove sto? Pareva Vettel, pareva. Con Ferrari. Oh, Ferrari, com'è bello. Quando al 40esimo giro già hai fatto giù. Hai rimasta la macchina fuori, ma hai sciolita, hai visto un autore, pareva un parcheggiato. Hai chiamato l'autore, hai chiamato l'autore. Compari! Nacco. E chiama per lì, lascia mettere sta macchina. Hai il tuo parcheggiatore. Ma qua non ci stanno posti. Ah? E perché fai una cosa? Perché non sposti quelle 4 smart card che danno fastidio e fai mettere a me? C'è tabù. Bro, hai il tuo parcheggiatore? Ma quale smart? Chi lo so che cazzo è tramite? Ah, citta, compari! Compari, tu non hai capito che ci stai parlando! Io sono Cincino Don Perignon! Io tronco un pacco che entra una botta! Faccio 5 posti mai! Ti faccio venire o morbe parcheggi in zona! Ti faccio venire! Pure Cicci. E dopo siete andati a vedere con il parcheggiatore! È venuto lontano una specie di vis! A paletta a mano! O pitenga! Oh, pite. O vicino! Capo, fammi capire una cosa, Mimi! O vicino, fuori mai il lì! Ora Marcelli, non c'ha zio. Ma che avrei siete là, si mettono casco! Comunque sempre salutare la capaletta, ma... ma bella camminate! E tu State blocco! Citta, ma levate un po' canazzo! Ma che ci sta avendo? Amando. Amandro verbale! Con lei! Dopo tutte l'ogne piene e parto di un pacco bu! Valeva per 50 verbale! Sei tu a pigliare pure o puzzonato un pezzinaio! Lo finale ce l'hai detto, lo finale. E non c'hai scitta, va! Che mo sta sfuggiato e lui! E tampello sotto del cristallo! Cicci, ma sono un'ora e mezza che ti sto E allora muori in bicciame a peso di zuppe! Ma stiamo facendo per i soldi! State che vittamo di esce
Peppe? Peppino? Peppe? Peppino? Peppi? Poi? Ma l'hanno mettito più da 10 minuti, non mi esce da ne mettere la faccia a faccia. Potevi dirmi quando mi esce da mattina così? È tardi, Sus. Che ore sono? Che dici? E 10. E tu mi hai uscito? E t'hai uscito di nuovo. T'hai uscito di nuovo me. T'hai buttato pure proprio no. E tu anche ti sei uscito. Mi hai dato l'acqua ancora? La coccitella così piano piano. A compromesso tu, giureva così ce l'ha, frate tu. Fatemi Cicino è venuto. E ti scudate rimane da fuori servizio, a tu mangi là. Beh, ne vedi a tua macina su che dice me ancora da venire. Poi la pigliamo pure a me. Alla bella vedi di tempo. E tu mi guarda, le fanno fare colazione. Ma perché ti immagini che mettessi i fruni rossi là con coppa? La cosa più bella, la roba sciccosa. Uscì. Ti metto lo zucchero anche. Che ne sai, ho avuto un po' più meno zucchero, ho avuto zucchero di più. So sapere che c'è fame. Bevi che ti fa bene. Mi fa una cortesia, si rosso, un botticino non mangia. Dici, oh, mi capite che io sono? Sono che 10 anni quanti. E beh, il 9 era rimasto qua. E qual è il problema, Mimmo? Bobbechi, bobbechi! Tu pure tu, Gigi, ma tu credi che chi è strunzo, frate, che tu origini un cuoco nei palle. Mimmo, ma mi stai tirando sta polemica inutile stampare? No. Taci, bobbechi! Tu pure tu. Bobbechi! Ma Va bene? Gigi, non lo conosco, tu pure tu. Che sta quello con stomaco. No, vabbè, va, calma. Tu pure tu. Buongiorno Massimiliano! Buongiorno, Massimiliano. Ciao Gigi, ciao amico. Stai in ufficio fuori? Stanco, come sei uscito? Ehi, mo sei uscito! Ma mo se esce da macchina, mo ti faccio prima la cazziata che ci fai. Tu mi stai facendo una polemica stamattina! Ma no, Ci no. bobbechi! Ecco! Bobbechi! Va. Oh! Sono 20 anni, no? Che ti dico, non voglio i canucci dei bicchieri, perché mi affoca bene il cabicino e tu rientri. Ma se ti dico, non la voglio. Sei asciugato. Deve capo, mi dicono io. Si puccia un po' una pesca. Chi è? Sono Gigi! Ciao. Buongiorno! Buongiorno, beh. Buongiorno, guarda. Mi faccio sta trasu, tu i Mimmo? Ah, citti. A che ora è rimasto a capo? E no! Ce lo so, Sono che 10 e 20. appunto, no? Scusa, ma tu stamattina, che vai a fare? Gigi, stamattina. Io a domani ce l'hai, ma stamattina. Un anno una parola, ma ce l'hai che come sente pitti pure pigli una macchinetta, veramente il vostro cervello mi fanno i ballati. Io sono chiuso a domani ce l'hai. Come sotto la sua chiamata, compagni! Amma meglio carne che tiene, ma frate, ma per poi! Hai tu macellare, ma faccio un bel primo taglio! E che mi sa fa un papiro come fai il primo taglio, compagni! Vabbè, allora è un cuncinello! A così piglia a cucina, ma tu, io metto in da pazzia, oi! Vabbè, allora lui da parte! E vicino a discutoso, lo sto in coppa a spiaggia come pazzi! Allora per buia, curate! Guardate a me! Ma levate un po' cazzo! Ma ci stiamo? Amanda la braciola! Con buio! Oh! Goppo tutto in domacella e parto di pacca la bu! Che l'hai fatto tranne per purpetta! E la roba la scitta ma! Che mo ci metti solo un po' che produzione in doi! E se la cosa non sta buona! La roba! Fai conto con frate ma peppa! Allora, Vabbè. e ci Sì. A difesa. C'è possibile che ogni volta ti mandano a fare un servizio di appiccico con qualcuno?
Che colpa mia? Per pure che fosse colpa mia. E secondo te è colpa mia? La colpa sì che è di papà che ti ha lasciato l'eredità a me. Ah, così va a fare, io ero Ma fatto. la cazzate, capisci? Scusate che interrompa la conversazione. Ma discutate se te piena così i soldi tu pure. Se ne appigliano così e poi i soldi in tuo pure. E non stamattina. Ma sono che 10 a vinto, un tempo che vanno, un tempo che fare se fatti pensione e che le banche dice vieni rimane che stiamo faticando e non dobbiamo lavorare. Ma voi, ma qual è il problema? O becchi c'è prima noi, per. Che problema, Mimmo? Fidati, per, o becchi c'è prima noi. Vai, non ti preoccupare. Ci dico una cosa, passate per il supermercato. Vedi da dare 15.000 euro e picchi ci dice a Vittorio il suo versamento a banca. Poi abbascio il mercato. I soldi non puoi dare sicuramente, tu ci devo girare in banca che non si fa una cosa, si chiama primo ristorante. Dicevo per esempio qualcosa, vedi quello che la sera fai la spesa, abbascio il mercato e ci mangi un ristorante. Ah, riguardo me. O becchi io, per, c'è prima noi. Passa pure a tu lo pisciavi, dicevo che rimane anche gli ospiti abbascio il ristorante, mi sembra proprio pesce fresco. Mi sembra le frutte ma con pisellina fuori, però che hanno spruzzato. Dicevo, se non sono così, non mi mannassi, che adesso torno fino a cerchiare in faccia. Qual è il Il problema? problema, per, o becchi c'è prima noi. Ah, riguardo Tu fidati. Allora, mi vedi però, Peppe. Ma da fare solo una consapevolità perché già è tardi. Ah, boh. Ah, c'è mia... Vabbè, c'è Ah, prima. c'è mi tutto a te. Ah, mia, io pure Ma state a fare pisico. Cioè è possibile che ogni volta che vanno a qualche parte, state appiccicati con qualcuno. Che poi sa c'è ipotesi, o vera o fa parecchio. Che chi non è un ne paura, non ne fessari. Tu pure, dai, giusti, che si qua. Va sempre questo. Da Renzo fa canto. Pagliari che c'è cancello, che siamo amici che ingannano c'è sa. Tenga mamma malata, e solo io saccio di la libertà. State mezz'ora a parlare, manchi ce l'hai tu, faccia cantando locale, cantando locale. Ma io stiamo dicendo, hai visto pure tu, hai trovato dici da roba quando tu no. Ma tu ti scordi tu, Gigi. Ma chi si scorda? Ma chi si scorda? Come faccio a biscuitare se tu ogni mezzo non stai con un pitto buco che mo dici in terra? Come faccio a biscuitare? Se tu sei l'impresario di allora tu mi fai cantando di locale. Facci mettere fiducia in me, Mimmo! Devi avere fiducia! Oh! Tieni fiducia! Però tu mi fai cantando locale, capito? Oh! Se era te a mandare, ti mi abbascio io. Ma perché a barcato non ti piace? Vuoi vuoi mangiare? Buongiorno signorine, prepariamo qualcosa stamattina? No, grazie, stiamo a dieta. Va bene, buona Allora, ci giornata. serve, vuoi? No, non fare il like, andare, ci serve, vuoi? Ci serve tutto così. E c'è. Dai, stiamo piano, dai. Come sono bellini queste cose, Anna? Vuoi, nei video? No, meglio che sti qua, i B. Sti qua mi piacciono più assai. Anna, ma che fai? Ti stai quando tu guardi? Lia, ma ti rendi conto che quando teniamo in gol? Sono i 5 euro. Angelo, ma ci facciamo un po' questo bulletto? Non credo proprio. Ma perché stasera Peppe già da papà? Peppe, oltre 500 euro di Peppe, ci servono altri 300 euro per pagare tutte queste bollette. Ah, stiamo mesi buono. E speriamo che ci paghi non fa come il solito. Mi fare un po' di latte. Non rapi proprio figlio di Franci, sta niente. Ma mi faccio che a momento. La rapi neanche muovo, nemmeno a momini ci sta mangi fatti stanotte. Ma ci stai venendo da sta cosa? Ma che no? Pensi che pure le zanzare stanotte hanno fatti fare il gestino suoi tutto. Le ragazze a proposito dove stanno? Sono chiude a fare spesa. Ma si ricordano di prendere i latte e i biscotti? Ma tu capite come sono chiude a fare spesa? Per 5 euro. E prendevate le mie 5 euro nella tasca. E che l'hanno pigliato? Ah, è bello, è bello. Queste? 5 euro, tutta questa roba. Bella, mi spesi 35 euro. Dove l'avete presi?
Ci ho pensato io. Gli ho fatto un sorrisetto al cassiere. Gli ho detto scusa, mi ho dimenticato il portafoglio a casa. Poi al resto, franne viste gemelle. Ma almeno il latte e i biscotti l'avete presi? Latte, biscotto, marmellati, cioccolato, petto di pollo, insalata, fesa di tacchino, zucchine, prosciutto crudo e mozzarella di bufala. Ananas, kiwi, fragole, ciliegie e vaggi pigliato pure a banana. E la mia 5 euro? Angelo, voglio pure un resto. E almeno prendevate le sigarette. Ci pensi le gemelle stasera?